Amici bellini, svegliamo le corde vocali, guardiamoci nell'anima, lo so, doveva arrivare stamattina presto questo video, ma che già fa il che fare, mo vi faccio vedere tutto perché Allegri, ma fammi, e poi l'analisi tattica, la live di ieri, cominciamo, dai. Allora, amiche belline, amici bellini, ce l'abbiamo fatta, è stato un mezzo miracolo, è successo, siamo contenti, mi sono svegliato contento, questa è la cosa importante. Ieri sera talmente stanco perché la live è stata di livello, ma è stata anche stancante, poi sono andato a suonare. Poi ha nevicato stanotte e vi faccio anche vedere una diapositiva, ma dopo, perché prima le cose importanti. Benvenuto il filosofo! Chi sei? Sei Luciano? Sei Spalletti? Benvenuto! I nuovi iscritti al canale, siete venuti in tanti ieri, perché quando si fa la live arrivano in tanti, bravi! Bravissimi, bentornati a tutti i vecchi iscritti. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link per il canale Telegram. Mi servono 11 persone per fare numero tondo e ci sentiamo un pochino più sicuri che a più persone arrivano i link, le notifiche dei video, perché ogni tanto YouTube controllate, magari non siete più iscritti, vi eravate iscritti al canale, non siete più iscritti, YouTube fa questi scherzetti e quindi lasciate il like perché anche i like spariscono. E come vi volevo far vedere con un Ambrabam, questo era quello che stava succedendo, che è successo stamattina, perché sono dovuto andare a spostare la macchina, c'è tutto innevato, è tutto completamente, si è imbiancato in una nottata, è bello, anche bello da vedere, però Lorenzo sappi che Toronto altro che due fiocchi, è importante ricordarlo, la bandiera americana, tutte queste cose simpatiche, però poi fa freddo, insomma bisogna vedere quello che si deve fare. Sicuramente tu non è che dovrai spalare la neve, io sì, tu avrai qualcuno che lo farà per te, ma non c'è problema. Allora, questa partita abbiamo finito qua, sì, bello, si vede una parabola, cioè, vabbè, non è importante, chiudiamoti. Che cosa succede sotto? Perché con una Brabham noi siamo già pronti a fare analisi tattica, ma a tutti gli effetti dobbiamo fare analisi tattica. Dobbiamo anche però parlare delle parole di Spalletti, magari le parole di Allegri, che sono state, vabbè, noi ieri l'abbiamo già analizzate, Guido è stato bravo con ironia, con sarcasmo a parlarvene, e poi io l'ho risentite stanotte, veramente allucinante. Ma allucinante non solo che lui le dica, ma allucinante che nessuno glielo rinfaccia. Dice, ma Allegri, ma che stai dicendo? E invece le risposte dei giornalisti, degli ex calciatori sono tutte, no Allegri, complimenti, complimenti, perché comunque voi vi siete organizzati. Questo andrebbe demolito. E sono più onesti i tifosi della Juventus molto spesso nell'analisi del proprio allenatore, della propria squadra, che non in TV. Ma vabbè, contenti voi, che poi queste cose non fanno bene alla squadra, secondo me. Cioè dovreste confrontarvi con le problematiche che avete, ma veramente non ci riguardano. Noi siamo tranquilli, siamo sereni, siete tutti titolari. Vabbè, è inutile che mi metto a fare di nuovo l'elenco, eccetera, lo sanno tutti, non c'è problema. Quando poi parliamo di analisi tattica io mi diverto, perché possiamo vedere nelle difficoltà come il Napoli si è gestito questa partita senza avere possibilità di fare cambi che ti mantengano la squadra bella fresca. Poi ovviamente su Fan Rating, dagli amici di Fan Rating, avrete anche le mie pagelle, le faccio poi dopo a seguire, insomma uscirà in giornata. Però mi piace sottolineare nelle prestazioni individuali, ovviamente noi siamo contenti che Ghoulam abbia retto, nonostante bisogna dire che ha giocato quasi da fermo, perché non ha quella corsa. Non è che noi lo sottovalutiamo molto spesso il lavoro che fa Mario Rui, però è stantuffo anche lui, va avanti e indietro, cosa che vediamo fare da Di Lorenzo in maniera egregia da innumerevoli minuti, troppi minuti, ed è stato straordinario anche ieri sera. Però Ghoulam ci ha messo quella tranquillità. Io la cosa
oltre alla qualità di calcio, al fatto che la sua fisicità la sa sfruttare con l'istinto di sapere dove stare, quindi il senso della posizione, sfrutti anche il fatto che hai un buon colpo di testa e sei forte, e la tranquillità di affrontare certe situazioni. Un paio di volte lui è stato saltato da Bernardeschi perché nel breve te lo fai, non hai quella reattività nelle gambe, l'abitudine e la forza di farlo, però con la tranquillità hai saputo poi metterci una pezza, un colpo di testa all'indietro, che il rischio, la paura, lui sta tranquillo. E anche quando si è fatto le sue scorrute in avanti, e Insigne, ovviamente la posizione di Colam quando era questa qua, Insigne poteva poi accentrarsi, Zielinski trovare la posizione più adatta qui di raccordo o da questa parte, con Mertens che dettava molto spesso il passaggio ad Insigne. Non sempre Insigne l'ha fatto, però Insigne ha fatto quello fondamentale, che sul taglio di Politano Insigne lo pesca da questa posizione e Mertens sa di mettersi vicino Politano perché Politano la controlla, viene attaccato da Alexandro ma è bravo a scaricare e quindi si sposta, e quando Mertens controlla un tocco per spostarsi il pallone in zona tiro secco ad incrociare, Szczęsny la tocca quel minimo per toglierlo a De Ligt che quasi stava per salvare sulla linea, ma insomma c'è andata bene anche sotto questo punto di vista. Rimettiamo le posizioni a posto perché ogni giocatore merita di essere menzionato per la partita che ha fatto. Juan Jesus un po' di marcature larghe, però fa bene Guido a ricordarci che proprio per la presenza di Colam, Juan Jesus doveva molto spesso andare a chiudere anche da questa parte, a parare dei buchi, un po' come spesso deve fare Koulibaly con Mario Rui. Quella è sempre la stessa storia. Allora quindi Rrahmani si deve muovere, quindi Di Lorenzo si deve stringere. In un'occasione Di Lorenzo riesce, con la doppia marcatura su Morata, Rrahmani Di Lorenzo riesce a svettare di testa, e in un'altra occasione Rrahmani che svetta di testa su, credo sempre Morata, e poi la palla finisce tra i piedi di Chiesa, che poi becca pure una deviazione anche lui, e quindi lì non siamo stati fortunatissimi. Però a me Ospina è piaciuto perché poi parliamo anche del VAR, cerchiamo di chiudere tutto in questo video perché parliamo del VAR, dei positivi e tutte le cose. Se voi arrivate fino a fine video avete soddisfazione, non c'è problema. Ospina a me piace perché ha dato tranquillità, poche parate anche semplici però le ha fatte, sul gol era impossibile, però sai, l'uscita alta e la fa e sta là, la parata bassa, quella che deve fare, Ospina ti dà quella tranquillità. Di Lorenzo straordinario e mi fermo lì. Rrahmani mi è piaciuto molto, Juan Jesus così e così ma comunque ha tenuto bene il doppio play, mi è piaciuto anche Demme che sta recuperando piano piano la forma migliore. Però menzioni speciali per Lobotka, ragazzi, perché veramente mamma mia che cosa ci sta dando sto ragazzo, che anche lui non ha la fisicità, e lottare contro i Marcantoni della Juventus non è facile, però lui ha quella cosa del baricentro basso che si gira intorno, fa le sue piroette, la palla è attaccata al piede ed è difficile togliergliela, ha fatto una grandissima partita. Dopodiché entrerà Zanoli nel finale giusto per aggiungere fisicità anche sui calci piazzati, perché la Juventus cominciava a fare la pallata e quindi entra Zanoli, entra su un calcio d'angolo, è scandaloso, gli allenatori esperti questo cambio non lo fanno. Aggiungi fisicità sul calcio d'angolo, si può fare perché poi entra al posto di Lobotka, quindi aumenti i centimetri. Politano si impegna molto come si impegna Insigne. Politano arriva alla fine a mettere la sua firma su questa partita perché l'assist per Mertens è il suo e il taglio viene premiato. A me Zielinski non è dispiaciuto affatto, ha fatto di raccordo, ha provato spesso il tiro, molto spesso è stato bloccato il tiro sul nascere, insomma ribattuto, però poi lo trova lo spazio per trovare la porta e impegna Szczęsny perché il pallone è, come si dice, centrale ma molto forte, Szczęsny la deve alzare sulla traversa. Insigne, ovviamente la partita di Insigne va vista al microscopio, è chiaro, qualcuno potrà dire è geniale, è straordinario, qualcuno invece potrà dire ma tira sempre comunque in curva. Diciamole tutte e due le cose e teniamocelo così. Comunque è un giocatore che in questa partita in particolare ha dimostrato di essere concentrato, di essere nella partita, dimostrando pregi e difetti del giocatore che è un buon giocatore Insigne, e quindi ce lo teniamo come
come capitano, non lo so. Alla fine questo signore qua, di cui io indosso anche la maglia perché sono troppo innamorato, risulta leader a tutti gli effetti e serve da morire, perché fa gol, perché è l'unico che fa gol. Adesso credo che sia, me lo dite voi nei commenti, è lui adesso il capocannoniere del Napoli con 6 gol, così mi dovrebbe risultare, ma vado a memoria. Poi entrerà anche Elmas ed entrerà anche Petagna per far rifiatare un pochino questi due che avevano dato tutto. Mertens prende pure una brutta botta sulla caviglia, fallo di De Ligt non sanzionato, eccetera eccetera. E qui mi arrivo a parlare un pochino dell'arbitraggio, che nel primo tempo sì, così e così, sbavature, qualche cosa di meglio si poteva fare, però una gestione abbastanza tranquilla. Dopodiché ragazzi, c'è la questione del fallo di mano di Mertens. Non abbiamo avuto grandi replay, grazie a Gerardo Marino abbiamo potuto vedere meglio, per quanto i replay quelli sono e lui può fare solo uno zoom, e devo dirvi la verità, non mi sono tolto il dubbio al 100%, però propendo più all'idea che Mertens fa così ma prende prima il braccio. Aggiungo il braccio che viene tirato da Morata, cioè sono Mertens e Morata che lottano in area di rigore. Morata strattona un po' Mertens, gli allunga proprio il braccio che rimane così, e Mertens prova ad anticipare il pallone con la testa. Credo che il pallone tocchi prima il braccio, conseguenza anche del fatto che Morata se l'è tirato. Però non sappiamo se il VAR ha visto tutta questa dinamica oppure se ha visto solo il colpo di testa. Se è solo un colpo di testa potrebbe essere un errore, e noi lo diciamo tranquillamente, perché non è che diciamo solo le cose al contrario. Avere più replay, sentire le cose che si dicono al VAR, l'arbitro ho visto, ha comunicato al VAR, ho visto io, non ti preoccupare, sarebbe meglio proprio per evitare qualsiasi tipo di polemica, e non c'è problema. Aggiungiamoci a questo che il fallo su Di Lorenzo di De Ligt da rigore è nettissimo, perché noi siamo tutti contenti che abbiamo pareggiato questa partita in grandissima difficoltà e grandissima emergenza, ma ragazzi, noi ce ne dovevamo uscire con 3 punti dallo stadio, noi ce ne potevamo uscire con 3 punti dallo stadio. È chiaro, segni il rigore, la Juve eccetera eccetera, nel primo tempo sarebbe stato diverso, è logico che sarebbe stato diverso, ma prima lo devi segnare, che lo diciamo sempre anche noi, dacci il rigore, poi lo dobbiamo segnare e poi vediamo come si sviluppa. Magari il Napoli reagisce molto di più. Nel secondo tempo noi abbiamo fatto molto più possesso palla, siamo usciti bene con scambi stretti da dietro, abbiamo creato dei presupposti. Lo stesso gol della Juventus per me è viziato da un fallo di Bernardeschi su Demme, è evidente, fallo e fallo di mano, e si vede bene. E poi lo stesso finale, dove l'arbitro concede qualcosa in più di recupero perché Thuram prende la ginocchiata e quindi resta a terra quei 15-20 secondi in più. La punizione presa da Dybala è mezza inventata, e dopo quella punizione volevano ancora continuare a giocare finché non segnavano. Roba veramente clamorosa. E poi si fa il solito capannello vergognoso dove spunta solo un cartellino giallo, e altre volte abbiamo visto altre cose, abbiamo visto allenatori espulsi per dir bravo ad un arbitro considerandolo un complimento e non un sarcasmo, e invece in questo caso tutto a posto. Quindi mettiamo tutto sul piatto quando parliamo dell'arbitraggio. Mi sento un pochino più danneggiato che aiutato, volendola dire così, però ci sono delle cose che anche la Juventus su cui può recriminare, e non c'è problema a dirlo. Aggiungiamo che, come l'ho detto ieri, lo ripeto, far giocare quelli quarantenati dall'ASL per me è una cosa sbagliata. Quindi capisco se i tifosi della Juve dicono: ma come, voi avete fatto giocare, non dovevano essere quarantenati? Sì, sarebbe stato meglio saperlo prima, perché se tu lo sai prima non te li porti nemmeno in aereo e ti porti altri giocatori della primavera. Volevate veramente che noi giocassimo con 2 persone in panchina, solamente dei giovani, senza nemmeno avere la possibilità di avere una panchina folta a livello di numero? Veramente volevate avere tutti i vantaggi del mondo quando questa giornata andava semplicemente fermata e rimandata? E invece no, avete voluto giocare per forza. Bastava, come si fa in Inghilterra, uno si telefona, si mette d'accordo. Sapete che ADL e Agnelli si sentono molto spesso al di là delle cose, ogni tanto si fanno dei favori, si fanno delle cerimonie, ogni tanto invece no, non voglio sapere niente, dobbiamo giocare, si rispettano le regole, dobbiamo rispettare le regole, e vabbè, rispettiamo le regole. Quindi io sono con voi, se voi dite: ma perché così?
Aggiungiamoci che nelle regole non ci sta, non è previsto, voi potete fare i ricorsi, tutto quello che volete voi, ma non è previsto che la Lega, che la FIGC faccia vincere a tavolino una cosa perché tu hai fatto giocare un giocatore che doveva essere quarantinato nemmeno positivo, semplicemente perché era stato a contatto con 2 dosi di vaccino invece che 3. Questa poi, per essere precisi, dovevano essere quarantenati e va benissimo. Non sono dei giocatori positivi che stanno giocando, che sono venuti ad infettare. Qui poi quello che succederà in questi giorni sta sotto al cielo, perché tutti possono prenderlo dappertutto, ma non ha importanza. Al massimo i giocatori possono prendere una multa, e sarebbe anche giusto che la prendessero, perché se l'essere umano normale, il cittadino normale, se lascia la quarantena e viene beccato, deve beccarsi una multa, anche il giocatore si deve beccare una multa. Questo è, se vogliamo essere proprio onesti fino alla fine, e non c'è problema a dirlo. Di conseguenza, ragazzi miei, io vi bacio, siamo contenti, un po' di rammarico perché si poteva anche vincere, però in una situazione di emergenza così speriamo di poter confermare questo atteggiamento utile del Napoli, un atteggiamento positivo, propositivo, di lotta, di battaglia, il volerlo fare, il voler lottare sotto tutti i punti di vista, e piano piano ci aggiorniamo, perché ci sono molte altre cose da dire, taccuini eccetera eccetera. Aggiungo a fine video, ho letto, non l'ho sentiti perché non l'ho sentiti, ero in live con voi, ho letto che ci sono stati degli ululati da parte della curva napoletana, insomma del settore ospite, nei confronti di Ken. Se è così, vergognatevi, non rappresentate i napoletani se lo avete fatto. Aspetto ovviamente conferme eccetera eccetera, me lo potranno dire, se ci sono poi delle cose, io lo dico prima, vergognatevi, perché noi siamo diversi e dobbiamo sempre essere diversi, non ci possiamo poi lamentare se lo fanno a Koulibaly e poi siamo i primi noi a farlo a Ken. Mai, il razzismo mai, al di là di tutti i colori che si indossano, mai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.